è l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. È, fuori di dubbio, una grande vittoria quella conseguita dalla Confartigianato grazie alla pubblicazione del decreto che finalmente disciplina la trasformazione di auto a benzina e gasolio in veicoli elettrici. Un risultato che potrà dare ulteriore slancio al progetto Reborn, nato qui nel Veneto tra Vicenza e Treviso. Si è compiuto un grande passo nel percorso di avvicinamento a una maggiore fruibilità dell'auto elettrica. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina la trasformazione dei veicoli a motore endotermico in veicoli elettrici. Un risultato rilevante che, in prospettiva, gioverà sicuramente all'ambiente e alle imprese che operano nei settori meccanico, elettromeccanico e dell'autoriparazione. Era questo un passaggio necessario per regolamentare, come previsto dal nuovo codice della strada, le procedure per commutare, il cosiddetto retrofit, un veicolo con motore a benzina o gasolio in uno a esclusiva trazione elettrica e per dare nuovo impulso al progetto Reborn delle Confartigianato di Vicenza e Treviso, le quali da tempo coltivano il proposito di trasformare in elettriche city car usate nate con motore a scoppio, come già sperimentato efficacemente con la Panda che qui vediamo. Un progetto che all'Expo di Milano ha avuto un importante riconoscimento da parte dell'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Ma la mancanza di norme tecniche e gli ingenti oneri di omologazione penalizzavano questa iniziativa. Grazie al decreto fortemente voluto da Confartigianato Vicenza e Marca Trevigiana, che hanno dato un contributo determinante alla definizione della norma, seguendone l'iter oltre che a Roma anche a Bruxelles, ora vi sono le basi per effettuare la trasformazione dei veicoli utilizzando un apposito kit, con una procedura molto simile a quella del montaggio di un impianto a GPL o metano. In pratica, il produttore del kit dovrà sottoporre questo all'omologazione e fornire le prescrizioni per il montaggio che verrà poi eseguito dall'autoriparatore. Questi, una volta terminata l'installazione, porterà l'auto alla motorizzazione che a seguito di visita e prova provvederà all'aggiornamento della carta di circolazione del mezzo. L'Italia gioca in anticipo rispetto al resto dei paesi della Comunità Europea, creando le condizioni per una soluzione innovativa ai problemi correlati ai continui sforamenti dei livelli di PM10 derivanti anche dalla circolazione delle auto. Le nostre associazioni, ha commentato Luigino Bari, componente della giunta di Confartigianato Vicenza, sono senz'altro interessate agli aspetti sociali ed ecologici della questione, ma considerano con attenzione anche tutte le opportunità che questo mercato può rivestire per le piccole imprese del settore. Dal punto di vista ambientale, ha aggiunto Roberto Cazzaro, presidente provinciale dei carrozzieri, con il retrofit si può promuovere e diffondere più rapidamente la mobilità sostenibile. L'auto trasformata darà modo a molte persone di accedere al mercato dell'elettrico e di ridare una seconda vita ad auto che hanno qualche anno sul telaio.